Ma io direi che chi delinque sì, deve andare in cella, ma a casa sua, nel senso che deve ricordarsi da dove è venuto e magari far chiudere i beni accordi a livello internazionale, fare in modo che se tu sei un cittadino del mondo torni in cella a casa tua, perché è inutile avere i delinquenti e mantenerli nelle nostre celle. Replica così il governatore Zaia alla proposta di Daspo urbano aggravato come vorrebbe il sindaco Brugnaro dopo l'iniziativa del governo. Roma introduce la sanzione, contestualmente allontanamento di violenti o recidivi. Il sindaco di Venezia chiede di metterci il carico, meglio una notte in cella, idea condivisa dal primo cittadino di Vicenza, ma che non è piaciuta al collega di Treviso Manildo, secondo cui è inutile. Zaia, d'accordo con Brugnaro, invece, che pochi giorni fa il governo ha chiesto più poteri per i sindaci sul fronte sicurezza, rincara la dose. E se una notte di cella deve essere, allora che sia nel paese di origine di chi delinque. Poi sui tanti casi di aggressioni ai bordo dei treni dopo l'ultimo sconvolgente episodio lungo la linea Milano-Mortara, per il Veneto il governatore ha la sua proposta. E noi in tempi non sospetti abbiamo iniziato da subito a installare telecamere, per cui videosorveglianza necessaria. Io direi che anche i militari nei treni non starebbero male, e anche perché dobbiamo difendere i viaggiatori e i lavoratori.